i rumori, ma questi sono rumori di luce, questi sono i rumori. Che poi a voi vi sembra niente questo coppetello di carta di alluminio, ma questo coppetello, il caffè più carico, tutte quelle calorie, diciamo. Cominciamo. È un marchio pazzesco. Rumori incredibili. Rumori. È un casino. Amici Pellini, si è sentito? Non lo so. In mezzo agli scatoloni, perché ancora non ci siamo. Ma come funziona? Dovete immaginarvela il video. Il video questa volta ve lo dovete immaginare. Io volevo bloccare. Ecco. No, si riesce a bloccare così. Almeno i colori. Le parole di Spalletti. Prima di tutto, vi chiedo come cortesia, veramente, questa volta mi servirebbero 1000 like, non per il video in se stesso. Io lo so, alcuni di voi che mi seguono, ma che buono, tu questi like? No, è perché quando uno sparisce da YouTube e molti così, adesso l'algoritmo mi ha completamente dimenticato e questo video non sarà pushato a meno che voi con cortesia mi spingete questo video con i like e con i commenti, altrimenti veramente possiamo chiudere bottega. Chiudiamo bottega. Purtroppo il che fare è potentissimo. Controllate che siete ancora iscritti. Ci sono stati i primi 2 giorni dove addirittura si era raggiunto 12.500, qualcuno con fiducia, e poi qualcuno si è tolto, ha detto vabbè, questo non fa più video, si è tolto da mezzo. No, non è vero. Parole di Spalletti, conferenza, lasciate like, iscrivetevi al canale, reiscrivetevi, insomma, se vi siete capitati. Io sono Valerio Fluido da New York. Rumori o non rumori? Io sto a Lucano, maronna, sarò io i rumori qua. Ma purtroppo, il che fare. Partita che ti guarda negli occhi. Ora, è la solita conferenza. Oltretutto mi ha dato l'impressione, Spalletti, che alcune delle domande se le sia proprio, di solito è spontaneo, ma così, alcune secondo me se le è proprio preparate. Ti mo dico questa cosa qua. Tant'è vero che ha proprio interrotto Ugolini, ha detto, la partita, no, finisci, magari mi dai qualche spunto per la prossima. Tanto sempre le stesse domande vi fate, quindi partita che ti guarda negli occhi e se abbassi lo sguardo poi dopo, vabbè. Filosofia, però poi si dice le caratteristiche di questa partita, forza e dell'Atalanta, forza, ritmo, qualità, quindi saranno 95 minuti di sportellate, 95 minuti di sportellate. Dopodiché si arriva alla domanda che poi fa scattare i vari baldari eccetera eccetera, la nazionale, i giovani, e si stava arrivando, no? È chiaro che la domanda è articolata, ma si stava arrivando poi alla domanda che più interessa a noi. Sono pronti i vari Ambrosino, i vari Zanoli, abbiamo Cioffi, abbiamo questi giocatori giovani che stanno facendo così. Per esempio Ambrosino sta facendo molto bene in primavera, però il Napoli sta male in primavera, si devono salvare come al solito. Allora si stava arrivando alla domanda così, ma quelli lo interrompono e quando poi alla fine dice vabbè, allora la domanda è qui, e Spalletti dice ma la domanda qual è? Si risulta alla fine l'inizio, la premessa della domanda, quella della nazionale, e quindi Spalletti si allarga un pochino sul discorso di Mancini, cosa che ci interessa anche poco, ma ci dice, come è importante sottolineare, siamo indietro come sistema Italia per stadi e strutture. E poi c'è la cultura della vittoria, questo è importante, questo passaggio. Dice già dai settori giovanili vale solo vincere, dalle tribune è importante solamente vincere. Vi ricordate che in qualche video fa io vi dissi il tifo inglese che esulta per un fallo laterale, che si esulta per un intervento difensivo? E a me, secondo me qui si sottolinea, Spalletti, a noi interessa solamente la vittoria. Ecco, così è difficile far crescere tutto il movimento calcio italiano. E quando si parla di struttura così e stadi e cose varie, nella domanda successiva Spalletti ci sottolinea che l'Atalanta lo stadio l'ha fatto. Attenzione, importantissimo. E insomma, cosa ti può spaventare di più? L'assenza di quei tre, e sappiamo quali sono, Rachmani, Di Lorenzo e Osimhen, che poi di Rachmani se ne è parlato poco, eh? Troppo poco, nessuno, malissimo, perché Rachmani sta overperformando più degli altri e ci mancherà. Comunque, speriamo in Juan Jesus. La diversità delle squadre o questa pressione quando poi, insomma, è una delle quelle partite poi fondamentali. Sulle assenze Spalletti dice si è sopperito altre volte alle assenze, quindi non dateci questo stato di emergenza e stiamo bene noi.
Poi è chiaro, ci parla dell'Atalanta, la diversità, eccetera, eccetera, i complimenti a Gasperini. L'Atalanta però lo stadio l'ha fatto, attenzione, importante. E poi dice, siamo tutti napoletani, mi richiama le parole di K2, siamo tutti napoletani, eccetera, eccetera, si filosofeggia, il Vesuvio, non si è parlato del Vesuvio, ma insomma, siamo lì. A me interessa il campo, perché poi vorrei sapere, Atalanta ti attacca, allora tu che fai? Metti un terzino più bloccato? Si è fatto domanda così, all'andata hai fatto un cambio di modulo, pensi di rischiare la stessa cosa? Ti è piaciuto quanto fatto all'andata rispetto poi al risultato? Perché comunque hai perso, ma non hai giocato male. L'idea comunque con Mertens che viene dentro, ti servono degli esterni che vanno... Niente, proprio niente. Queste domande qua proprio non vi piacciono, non vi piacciono, piacciono solo a noi. Di Lorenz non ci sono sostituti, eccetera, eccetera. Che caratteristiche? Sì, dice Zanoli, ha le stesse caratteristiche di Di Lorenzo e me lo sono immaginato titolare proprio in una di queste partite importanti già dal secondo giorno di ritiro di Di Maio. Carissimo Spalletti, è chiaro, ma va benissimo, ma non lo hai mai fatto giocare titolare, mai, mai. Se te lo sei immaginato titolare in una di queste partite contro l'Atalanta, una partita con la Salernitana, poteva anche fare Zanoni. Dici, ma tu c'ho Di Lorenzo, come faccio a togliere Di Lorenzo da mezzo che è così overperformante da sempre? Certo, però una, se su 38, una. Altrimenti poi si arriva qui e ceniamo questo patè d'animo che tu lo spalmi come un panino, sul panino, spalmi il fantasma formaggino, che non sai Zanoli che tipo di impatto ha contro l'Atalanta, ma in generale da titolare contro la squadra, perché una cosa è iniziare quando tutti sono già caldi vicino a te e tu stai così, e una cosa è cominciare che tremano le gambe. Oppure scegliere Malquit, che ogni tanto fa bene. Malquit è proprio la pazza impazzita, nel senso che come la lanci ti può tornare indietro, ti può schizzare in avanti, perché Zanoni, Malquit ha le capacità fisiche per fare un'ottima partita, a corsa, a cross, a gamba, e a volte si impegna anche bene, riesce anche negli interventi difensivi, però non lo sai, alle volte va pure a vuoto. Quindi scegli questo, scegli quell'altro, non me lo sento di dire, dalle parole sembra più Zanoli, che ha più caratteristiche così, ma il quit ha più caratteristiche di offesa, quindi penso si possa optare per Zanoli, non si cita Tuanzebe, e quindi questa ipotesi di Tuanzebe sulla destra la scartiamo, anche perché ti serve probabilmente come difensore centrale, eventualmente succedesse qualche tragedia al centro. Poi si parla di Osimhen, eccetera, eccetera. Se vuoi chiarire le cose da chiarire, le chiarisse la società, però una stoccata alla Gazzetta che ci mette in prima pagina per le plusvalenze, per i riferimenti, per queste e quell'altre. Magari parlate pure della partita. No, si parla solo del Napoli quando si devono sottolineare cose strane, eccetera, eccetera. Dove poi anche le altre squadre sono coinvolte, se non molto di più, ma molto di più. E invece fa ridere sparlare del Napoli, ma i tifosi ti sgamano. Il condominio, le 5 squadre, le 4 squadre adesso sono diventate 5 le sorelle. Però non è detto, i numeri non ci incontri, il punto in più, il punto in meno. Vabbè, siamo le sorelle. Va bene, siamo tutte sorelle, non c'è problema. Scudetto, si può fare il copia e incolla della risposta. Grazie Spalletti, speriamo che non te la rifanno però, perché copia e incolla contro V. E dobbiamo essere chiari, se vinci puoi ancora parlare di scudetto, se non vinci diventa difficile, è naturale e andiamo avanti sui deferimenti. A me interessa, so quanti sono i giocatori che il nostro staff ha dovuto denunciare per Covid e siamo a dei numeri che sono tra i più alti di quelli d'Italia e quindi per il resto non sono cose mie. Lozano è a disposizione, credo che non parta titolare. Insigne lo vedo entrare, ecco perché poi il calcio è bugia e Benitez aveva ragione. Insigne lo vedo entrare nello spogliatoio sempre allo stesso modo, in modo gioioso. Ma dico io, il modo è gioioso secondo voi, visto che lui stesso dice io sono Musone e ce l'hanno detto vari allenatori che è Musone eccetera eccetera, dopo la delusione del mondiale, riuscita con l'Italia, è gioioso, speriamo bene. E però ci dice una cosa Spalletti importante, che ci fa vedere delle cose in allenamento che in partita non ci fa vedere. Magari punta all'uomo, magari salta all'uomo, fa qualche gol diverso.
Questo è un peccato, ce lo dice Spalletti, lo diciamo anche noi, che peccato non vedere eventualmente la completezza del giocatore Insigne, perché se lo sai fare in allenamento vuol dire che lo sai fare, e se non lo fai in partita vuol dire che soffri psicologicamente l'impatto della gara. Ma questa è una cosa normale che capita a tutti i giocatori. Una cosa è tirare i rigori con la curva vuota, no? E tu li tiri dentro al tuo campo di allenamento, e una cosa è tirarli. Infatti, quando si tirano i rigori ti dicono nell'orecchio: ti devi immaginare curva piena, siamo al 90esimo, è la curva della Juventus per esempio, allora tu te la devi immaginare e lì il pallone si appesantisce. La partita è diversa rispetto all'allenamento, è chiaro. E poi si parla di Mertens che ha un tifoso in più. E qua la Spalletti ci dice: spero che mi presenti il conto, insomma, delle panchine che gli ho fatto fare o delle volte che non l'ho scelto e che non l'ho fatto giocare. Spalletti, speriamo che te lo presenti il conto. È chiaro che se Mertens dovesse timbrare il cartellino e fare un gol e magari si mette il pollice in bocca per il piccolo Ciro Romeo, io penso che mi farò afferrare per pazzo, chiameranno la polizia e mi tireranno a braio, così è la polizia che mi tira, cioè, perché così succederà nel caso in cui così. Adesso voi immaginatevi una Brabham, dove praticamente possiamo immaginare una formazione dove Ospina lo confermiamo, dove ci mettiamo Zanoli, perché così sembrano le parole di Spalletti. Ovviamente dobbiamo mettere K2 a destra e Juan Jesus a sinistra, e Mario Rui terzino, perché su Gulam non abbiamo dubbi oramai. I dubbi del centrocampo sono sempre i soliti: far giocare Anghissà, far giocare, cioè giocare a 3 oppure giocare a 2, Anghissà Lobotka con Fabian un pochino più libero, quindi questo 4-3-3, oppure confermare uno Zielinski sotto punta. Ecco, con Mertens tutte le cose diventano diverse. Io onestamente non lascerei Mertens isolato nel 4-3-3, perché non è il 4-3-3 di Sarriana memoria, dove comunque Hamsik si inserisce senza palla. Se c'hai quello, allora sì, tu puoi lasciare Mertens isolato che viene a scambiare, altrimenti io ci vorrei qualcuno vicino a Mertens, perché altrimenti rischi di tenerlo isolato. Petagna non ce l'ha fatta, un asso non ce l'ha fatta. Allora tu, secondo me, uno Zielinski lo devi avere, e quindi io vi dirò quella che è la mia voglia, poi Spalletti farà diversamente. Fabian Anghissà, Zielinski davanti, quindi spostiamo un pochino questo triangolo. Fabian Anghissà, fisicità e qualità. Zielinski davanti, che può dare un pochino di fastidio e deve dialogare con Mertens. A sinistra ci confermiamo Insigne e a destra ci mettiamo Politano. E poi nel secondo tempo abbiamo Elmas, abbiamo Lozano, abbiamo Lobotka eventualmente, abbiamo Demme, non ce lo dimentichiamo, no, Demme ce lo siamo dimenticati insieme a tante cose. Insomma, io vorrei dare supporto a Mertens, non lasciamolo da solo, perché poi magari se devi fare il 4-3 ibrido con Anghissà che diventa quasi sottopunta, come l'abbiamo visto nell'ultima partita, perdi un tempo inutilmente. Invece fatelo bene, da New York vanno frutto e tutto, chissà domani che cosa succederà. Io vi voglio bene, vi ringrazio per la fedeltà, ecco, per essere stati fedeli. Se voi avete visto questo video vuol dire che avete creduto in me, non sono sparito, anzi ritorno più forti di prima. I like finali di algoritmo di cortesia, e da New York ve l'ho detto già. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.